Bentornati qui su Radio Venezia, interviste, storie live social, per conoscere il nostro nuovo ospite della serata, Marco Chizzotto. Buonasera Marco. Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. Marco è presidente dell'associazione Città di Mestre Calcio a 5. Ma adesso Marco, io ti chiedo subito, il calcio a 5 che differenze ha dal calcio normale a 11? Allora, inizialmente la differenza principale è che si gioca a 5, dal nome si deduce questo, mentre nel calcio a 11 i giocatori in campo sono 11. Quindi li dimezziamo praticamente. Esattamente, anche perché il nostro sport, le partite, le competizioni e anche gli allenamenti si svolgono all'interno di una palestra o di un palazzetto indoor, mentre il calcio, come tutti sanno, si gioca in campo aperto. Ma i tempi di gioco del calcio a 5 sono diversi? I tempi da gioco sono diversi e vanno in base alle categorie. Allora, se abbiamo le categorie provinciali e regionali si fanno dai 30 minuti per tempo, mentre dalle categorie nazionali, dalla Serie B in su, si fanno a tempo effettivo. Sono 20 minuti effettivi che poi alla fine, se uno va a vedere, combaciano quasi come i 45 minuti del calcio normale. Sì. Ma so che anche la palla è diversa. La palla è diversa, è una palla a rimbalzo controllato. Voi invece, Mestre Calcio a 5, come siete messi in classifica? Adesso inizia il campionato o è già iniziato? No, allora, la preparazione è iniziata tempo fa, abbiamo iniziato a fine di agosto. I campionati e le competizioni ufficiali inizieranno a fine settembre con la Coppa Italia e primi di ottobre con il campionato nazionale di Serie B. Noi partecipiamo al campionato nazionale di Serie B. Poi abbiamo tutto il settore giovanile che partono dagli esordienti, giovanissimi, allievi e under 19 nazionale. Pertanto un bel impegno. Immagino, ma quindi un'età di inizio qual è? Iniziano dagli 8 anni. Quindi un po' più grandini rispetto al calcio normale. Sì, perché allora il problema grosso nostro, però è un problema che tante altre realtà purtroppo si scontrano, sono le carenze di impianti. Noi se ci fosse la possibilità di avere degli impianti a disposizione, sicuramente potremmo andare a fare anche i bambini più piccoli, però purtroppo dobbiamo anche scontrarsi con la realtà e su tante richieste dobbiamo dare picche, perché non abbiamo la possibilità di allestire le squadre ancora dei primi calci, quelli più piccoli. Certamente. E quanto dura un allenamento? Allora, la prima squadra fanno 3 allenamenti settimanali di 2 ore, mentre i più piccoli fanno 1 ora e mezza 2 volte alla settimana. Poi c'è la partita a fine settimana per tutte le categorie. Ma le squadre in media quanti componenti ha? Nel senso che si allenano con voi, ovviamente. Giocano in 5 però. Sì, però la rosa va dai 16 ai 17 giocatori. Tutti gli allenatori sono di primo livello. L'allenatore della prima squadra è Michele Friziero, un allenatore stimato nell'ambiente. Poi abbiamo come allenatore della categoria under 19 Marco Foffano, seguendo, andando con i più piccoli, gli allievi, che è Marco Sannino, e i giovanissimi e gli esordienti a Tommaso Bevilacqua. Tutti i ragazzi con una grandissima passione e una grandissima preparazione, perché prima di essere allenatori, soprattutto nel settore giovanile, devono essere anche degli educatori. Questo non toglie che anche prima squadra abbiamo delle regole ben precise, rispetto ed educazione ci devono essere sempre, anche andando magari a discapito dei risultati agonistici, che arrivando a un livello come il nostro nazionale sembra quasi un controsenso, però personalmente preferisco perdere una partita che essere scorretto. Vi trovate in via Antonio da Mestre 19 a Mestre. Vi possono contattare al numero di telefono 340 64 21 41 7. Possono scrivervi a info@cittadimestre.it, su Facebook visitare la pagina ASD Città di Mestre e magari lasciare anche un bel like, oppure visitare il sito web www.cittadimestre.it. Assolutamente, tutto esatto. Corretto? Tutto perfetto. Benissimo. Marco, ci vuoi dire qualcos'altro? Vuoi salutare qualcuno? Allora, saluto tutti gli sportivi mestrini, diciamo che noi siamo orgogliosi di rappresentare Mestre Città in questo sport, e ci tengo particolarmente a sottolineare che noi facciamo parte di un gruppo di associazioni, società sportive sotto l'egida di Mestre Sport, che sono 22-23 società orgogliose di rappresentare la città di Mestre.
fantastico. Marco, è stato veramente un piacere ed un onore averti qui con noi ai nostri microfoni. Grazie mille, grazie a te, gentilissima.